I governatori di Veneto e Lombardia l'hanno già segnata, o meglio segnata nuovamente sul calendario con un cerchietto rosso la data del 15 febbraio, termine entro il quale dovrebbe essere redatto il testo definitivo dell'autonomia. A spiegare come i tempi siano ormai maturi per arrivare ad un primo traguardo sono proprio Luca Zaia e Attilio Fontana, all'uscita da Palazzo Chigi dopo il vertice con il ministro Erika Stefani, il vice premier Matteo Salvini e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. La riunione di oggi è stata assolutamente proficua, è stata un'occasione per fare un punto della situazione e ci permetterà di andare verso la stesura di un testo definitivo sul quale poi ragionare definitivamente, rispettando il termine del 15 febbraio che era il termine ultimo per la sintesi ovviamente rispetto al giro dei ministeri e quindi per le osservazioni dei ministri. È stato un incontro proficuo, tutto sta funzionando bene. Le dichiarazioni del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che a sua volta ha rimarcato la data del 15 febbraio per la stesura del testo. Dunque ancora 2 settimane e poi l'autonomia sarà un po' più vicina.